Daydreamer, anticipazioni del 31 agosto. Sanem e Jean solo buoni amici. Questa puntata Jean e Sanem, dopo aver fatto colazione insieme, decidono di recarsi in agenzia da buoni amici e entrambi entrano separati. In agenzia Darren è piuttosto isterica e quando arriva Jean, separatamente da Sanem, come richiesto da lei, gli chiede come mai non si fosse presentato all'appuntamento per il concerto la sera precedente. Poi gli racconta di averlo atteso a lungo e di essersi preoccupata per lui. Jean le spiega di essere rimasto chiuso in ascensore con Sanem. Dopo l'arrivo di Sanem, anche Mekhibe si presenta in agenzia per portare una sorpresa a Jean per ringraziarlo di averlo appoggiato durante le elezioni e sente Darren parlare con l'agente di sicurezza dell'episodio dell'ascensore. Subito dopo incontra Sanem e le chiede conto di quanto appena saputo, ma la figlia cerca di cambiare discorso. Parlando con Jean, Mekhibe conferma della storia dell'ascensore ed è convinta che la cosa si sia protratta fino al mattino, ma arriva Sanem con il tè e le dice che l'ascensore si è bloccato e di aver passato la notte dall'amica Jan. Jean, nel tentativo di spiegare il tutto, si agita, ma Sanem lo imbocca con il burek preparato dalla madre per farlo calmare. Jean ringrazia Mekhibe e lei se ne va. Durante una riunione nel gruppo creativo, Darren spiega a Jean le idee per la nuova campagna pubblicitaria, idee che Jean ritiene banali e cercando qualcosa di speciale si decide di fare un nuovo campeggio che inizierà il giorno successivo. Arriva Fabri e vuole parlare con Sanem del profumo, ma lei lo avverte che per il fine settimana saranno in campeggio. Fabri allora propone a Sanem di incontrarsi dopo il lavoro. Sanem dapprima dice no, ma dopo aver sentito Jean accordarsi al telefono con Gamze per incontrarsi in serata, accetta l'invito di Fabri. Jean chiaramente si dimostra geloso di questo. Intanto Leila viene invitata da Mirre a una cena di lavoro e emozionata va a casa a prepararsi. Leila, che ovviamente si aspetta altro da Mirre, si dimentica dell'appuntamento di Osman, che dispiaciuto augura una buona serata alla sua amata. Jean e Sanem si ritrovano nuovamente in ascensore da soli e iniziano a parlare sui rispettivi impegni con Fabri e Gamze per la serata, dimostrando entrambi che l'amicizia sia solo una scusa. Quando a Jean cade una delle pietre che ha tra le mani, i due si avvicinano per raccoglierla, ma l'apertura dell'ascensore rompe l'incanto e la guardia li coglie di nuovo in un atteggiamento ambiguo, destando il loro imbarazzo. A casa Sanem telefona a Fabri e rinvia di una settimana l'appuntamento che aveva con lui, ma Fabri decide di partecipare al campeggio. Jean fa la stessa cosa con Gamze e anche lei decide di unirsi al campeggio. Sanem poi chiama Jean e gli fa credere di essere con Fabri, mettendo una musica in sottofondo. Jean invece le fa credere di guardare un film con Gamze. Ma sentendo quella confusione, Mekhibe apre la porta e dice a Sanem di abbassare subito la musica. Jean capisce che Sanem si trova a casa e le dice anche che Gamze non è con lui e Sanem ovviamente ne è felice. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!